Buongiorno, siamo qui a San Rocco e oggi vi mostriamo quello che è l'ostello di San Rocco. Siamo venuti qui perché è comunque una struttura importante del nostro paese, ma anche per rispondere a tutti quei leoni da tastiera che ultimamente citano l'ostello come un esempio di degrado, di mancato sviluppo, mancata opportunità o di errori grossolani. Siamo qua apposta per farvi vedere che così non è e che forse qualcuno prima di parlare dovrebbe informarsi meglio. Veniamo un po' di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando di una struttura che è un'eccellenza sul territorio. Ricordo che questo è stato il primo ostello nato in tutto il delta del Po. È una struttura costituita da due nuclei. Questo è il nucleo storico alle nostre spalle, anni 90, e abbiamo un nucleo più recente del 2004-2005, posto a qualche centinaio di metri da qua, che poi vedrete nelle foto, nelle immagini. Cosa è successo? È successo questo: già dalla giunta Melone questo ostello era stato affidato per una gestione a livello di ostello per gruppi, grandi gruppi, per famiglie e quant'altro. Cosa succede? 2012 si insedia la prima giunta Siviero e l'ostello era abbandonato. Dicembre 2011 i gestori, chi aveva in mano la gestione di questo ostello, se n'era andato. E quando siamo arrivati noi, quindi, l'ostello era abbandonato e bisognava capire come fare per fare un nuovo bando di gestione, perché tenere un ostello chiuso era un assurdo. Cosa è successo però? Che con un primo sopralluogo con i tecnici ci siamo accorti che questa struttura, l'altra era a posto, non aveva grandi problemi, e questa struttura purtroppo aveva dei grossissimi problemi strutturali e oltretutto aveva grossi problemi di messa a norma di tutto. Non era più né funzionale né più, come posso dire, utilizzabile da nessuno. È chiaro che un'amministrazione pubblica non poteva permettersi di fare un bando di assegnazione di un posto che non fosse a norma. Quindi questo è stato il problema. Il problema è stato quello di come ci muoviamo, come agiamo. Diciamo che per mettere a norma questo ostello, i primi calcoli, progetto che è stato fatto dal comune, stiamo parlando all'incirca di 200.000 euro. In quei momenti non c'erano risorse, sappiamo comunque che le risorse nei comuni sono sempre meno, avevamo ancora la questione Italgas che ci stava martellando ai fianchi, quindi non era pensabile tirare fuori 200.000 euro da investire qui. Cosa abbiamo deciso? In maniera, malgrado qualcuno dica il contrario, in maniera lungimirante, di fare un bando che prevedesse che cosa? Che prevedesse l'uso gratuito per chi si proponeva per gestirlo, purché si accollasse tutte le spese di messa a norma e di ristrutturazione completa di questo edificio. Così è stato, e quindi dal 2014, circa fine 2013-2014, essendo che la gara l'ha vinta attivamente, e ha cominciato a gestirla attivamente, che cominciando con la parte nuova che era già utilizzabile subito, ha cominciato a mettere in cantiere i lavori di ristrutturazione di questo. Già da l'anno scorso, abbondantemente l'anno scorso, i lavori anche qui sono tutti terminati e è stato tutto messo a norma, e quindi attivamente ha preso in corpo le due strutture e le sta gestendo anche in maniera importante. Ricordo solo che probabilmente quest'anno è l'anno peggiore sotto tanti aspetti per fare critica a strutture turistiche e ricettive. Ricordo che questa è una struttura per grandi ospitalità, quindi per grandi numeri, quindi nell'ottica del dramma del turismo dovuto al problema Covid, chi ha strutture come questa da grandi gruppi, da gite scolastiche e così via, è stata quella più penalizzata, quindi è chiaro che quest'anno probabilmente i numeri non sono eccellenti. I numeri precedenti però invece testimoniano il fatto di un'attività importante che l'amministrazione continua a valorizzare e cercare di pungolare perché si faccia sempre meglio. A questo punto passo la parola al Presidente Antonio Sambo, che entra un po' più nel dettaglio di quello che è l'attuale gestione del tutto. Appunto, io sono Antonio Sambo, grazie Assessore di avermi passato la parola, e credo sia anche doveroso che ci presentiamo come cooperativa e come Presidente. Attivamente è nata a metà degli anni 2000, è nata
pensando allo sviluppo del territorio, mettendo insieme tutta una serie di professionalità e di competenze. Io in particolare ancora oggi sono direttore del consorzio Polso Delta, che è l'unico consorzio accreditato per il Delta del Po in Regione Veneto, sono all'interno della destinazione turistica del Delta del Po all'interno dei comitati e mi occupo di turismo, di sviluppo locale, di sviluppo sostenibile dalla fine degli anni 90. Anche se la cooperativa si occupa in particolare di disabilità e di lavoro, di inserimento lavorativo, è stata proprio l'intuizione di mettere a sistema competenze diverse che mettano al centro anche il turismo, i valori e le perle del territorio, per dare a tutti una possibilità anche di lavoro, di sviluppo, anche di rinascita delle nostre comunità. Quindi, sebbene siamo una cooperativa sociale, abbiamo un portafoglio di competenze piuttosto importante e riconosciuto proprio da incarichi e attività. Con lo stesso parco del Delta del Po siamo gestori delle strutture a Rosolina, dei rifugi di Rosolina, facciamo e ci occupiamo della gestione dello yacht, quindi tutta una serie di elementi che ci permettono di mettere e di tenere in circuito anche una struttura che altrimenti ai margini sud della Regione Veneto rischierebbe di restare un po' tagliata fuori dai circuiti più frequentati o più accessibili. E ricordo inoltre che attivamente alla sede legale in Taglio di Po ha scelto di farlo proprio per rispondere a quello che è stata l'analisi del territorio e anche la numerosità dei soci che sono residenti, soci lavoratori e soci beneficiari proprio all'interno di questo comune. Effettivamente il 2020 per noi è stato un anno catastrofico perché la struttura, come appunto diceva l'assessore Fioravanti, è storicamente posizionata anche sul turismo scolastico e dei grandi gruppi. Noi fino a gennaio avevamo prenotazioni per praticamente un overbooking da marzo a giugno e che si è purtroppo tramutato, come tutte le strutture turistiche non solo italiane, in un zero assoluto. Abbiamo visto finalmente alla fine di luglio ripartire un attimo il turismo privato delle piccoli nuclei familiari, per cui, tanto per capirci, nel 2019 abbiamo avuto 2600 pernottamenti, un po' di più di 2600 pernottamenti, quest'anno ne abbiamo avuto poco più di 350. Ne avremmo avuto oltre 3.500 se purtroppo le scuole non avessero cancellato giustamente, rischio Covid, quello che è successo un po' per tutti, una attività che per le scuole di tutto il centro-nord Italia ormai annualmente frequentano questi luoghi meravigliosi del Delta, chiaramente non solo il nostro rifugio, ma un po' tutto il circuito della navigazione, dell'archeologia industriale, delle chiuse, degli impianti di sollevamento, delle ciclabili. Noi abbiamo scommesso come cooperativa sociale su un tema molto importante per lo sviluppo della comunità, che è quello del turismo. Tra l'altro noi proveniamo dalla volontà di fare inclusione sociale, ci occupiamo storicamente di disabilità, di fragilità, di terza età, e l'idea nel 2013-2014 di prendere in mano questa struttura aveva due obiettivi. Uno, quello sicuramente di dare ulteriore sviluppo entrando nel mercato a una cooperativa che altrimenti normalmente vive di sussidi o di rette o di contributi pubblici, e quindi sviluppare una propria imprenditorialità. Dall'altra parte dare una risposta importantissima ai nostri ragazzi speciali, perché il lavoro, l'attività a contatto con le persone, l'autostima che questo genera ha effettivamente, poi si è dimostrato tale, dato un'opportunità straordinaria a persone che altrimenti nel territorio non solo di Taglio di Po ma un po' di tutto il Delta, da Adria a Rosolina appunto a Taglio di Po, hanno potuto mettersi alla prova nella cura delle camere, nella cura degli ambienti, nell'accompagnamento dei gruppi, nella gestione delle biciclette, insomma in tanti piccoli pezzettini di lavoro che richiedono o permettono anche un lavoro lento. Noi siamo arrivati ad oggi quasi a 300.000 euro di investimenti, perché è vero che inizialmente i lavori indispensabili
per la struttura erano di poco più di 200.000 euro, ma come purtroppo succede ogni tanto, quando apri il pavimento, quando sistemi un sanitario, quando insomma trovi qualche altra sorpresa, per cui abbiamo dovuto per esempio rifare completamente il tetto, che era una delle opere che non era contemplata neanche nel capitolato previsto inizialmente dall'ufficio tecnico comunale. Quindi questo non ci ha spaventato, anzi ci convince che questo territorio, che è una perla meravigliosa nell'Italia della natura, degli animali, dell'educazione ambientale, oggi tra l'altro della sostenibilità del futuro delle nuove generazioni e della compatibilità ambientale, ci impegna sicuramente ad essere più attenti. Noi ad oggi purtroppo ancora non abbiamo ricevuto un euro dei contributi Covid di cui governo, regione, insomma stanno parlando. Abbiamo ancora molta fiducia che questo avvenga con anche i decreti, con i bandi che stanno uscendo proprio ci dicono uscire in queste settimane, perché effettivamente per noi in questo momento la struttura e i costi fissi, che purtroppo non si possono fare a meno di avere, personale, le imposte, le utenze, tutto il resto, ha dovuto comunque funzionare, quindi per noi insomma il buco in bilancio in questo settore è sensibile. Confidiamo però di risollevarci, perché siamo convinti che il valore assoluto di questo progetto, della collaborazione con l'amministrazione e con le altre amministrazioni dell'area interna, sia veramente l'occasione per tutta la comunità di crescere, così come stiamo facendo nel rapporto con i pescatori del territorio, con gli agricoltori del territorio, ospitando qui e promuovendo qui i loro prodotti, e tutto quello che il valore delle tradizioni delle persone ormai sono nel DNA delle nostre genti, che però hanno bisogno di essere comunicati e magari anche imparando ad essere un po' più professionisti di quello che noi stessi siamo. Quindi in questo credo che la scommessa tra pubblico e la cooperativa, che è un soggetto privato di interesse pubblico, abbia sperimentato e stia già sperimentando da alcuni anni un fruttuoso, non solo per sé ma per tutto il territorio, spunto di collaborazione.